Di nuovo insieme a Friuli in diretta, siamo pronti allo spazio dibattito su quelli che sono i temi più attuali di queste giornate. Saluto e do il benvenuto a Maddalena Spagnolo e a Rosaria Capozzi. Buongiorno. Entrambe consigliere comunali, regionali, scusate, era un progresso, rispettivamente della Lega e del Movimento 5 Stelle. Allora, ci sono tanti temi, vi lancio il primo, visto che ne abbiamo parlato anche poco fa in occasione della laurea a Mattarella, che viene conferita a Trieste, oggi è stata conferita a Trieste. C'è stato un dibattito su quanto accaduto al CPR, un tema che riemerge ogni volta che purtroppo ci troviamo davanti a questi fatti gravi, perché c'è un agente che insomma è stato ferito in modo grave e ci si chiede se questi siano gli strumenti migliori per gestire questi flussi e queste persone. Ecco, domanda che rilancio a voi, chi vuole partire? Se vuoi. Prego. Allora, io sono stata in visita qualche mese fa al CPR di Gradisca di Sonzo e come in ogni struttura della nostra regione c'è una situazione di forte difficoltà. Questa è vissuta tanto dagli agenti che sono sotto organico, ci stanno numeri che non consentono una gestione razionale anche di chi arriva nel nostro paese e quindi il problema che si pone è proprio questo. Innanzitutto voglio esprimere solidarietà all'agente che è stato ferito appunto gravemente, però superato questo va affrontato il problema dell'immigrazione in maniera anche in larga scala. Lo dico anche a livello nazionale perché ci troviamo di fronte ad un governo, quello di Fedriga, che quando erano al governo altre forze politiche era solito battere i pugni con i ministeri dedicati e vediamo un certo lassismo. Vediamo numeri che superano la tolleranza possibile degli istituti ma anche della nostra regione. Abbiamo quasi il doppio degli immigrati previsti e quindi si dovrebbe anche spingere verso una distribuzione più razionale anche con le altre regioni. Nella nostra regione parliamo di 4.000 migranti a fronte di 2.000 più o meno che dovrebbero essere quelli consentiti dalle regole proprio previste per la distribuzione, di cui 800 minori non accompagnati e anche in questo caso abbiamo quasi il doppio del numero previsto. Quindi ci troviamo di fronte, e lo dico anche con una certa nota polemica, di fronte ad un governo tanto regionale, tanto nazionale, che è evidentemente allineato e potrebbe fare, e qualunque denuncia da parte anche delle altre forze politiche che si dovrebbe intervenire, la vedo quasi una contraddizione in termini, perché sono al governo e devono e dovrebbero fare. Tra l'altro, aspetta, concludo, ci troviamo di fronte ad un governo che quando era all'opposizione gridava al blocco navale, alle chiusure, quando il diritto internazionale ci dice che non è possibile, quindi secondo me bisogna smettere di fare campagna elettorale, bisogna procedere con delle politiche reali di accoglienza, di distribuzione razionale, perché in questa maniera non si fa né un'accoglienza reale né si danno a chi opera gli strumenti per farlo in maniera serena. Beh, purtroppo è stato evidenziato dalla consigliera sicuramente quello che è il gravissimo problema che abbiamo in termini soprattutto di numeri. Quello che è successo al CPR è purtroppo molto grave, fa seguito ad altri episodi altrettanto gravi e anch'io esprimo assolutamente la vicinanza alle forze dell'ordine che vengono coinvolte e che appunto devono intervenire per assicurare l'ordine. Il problema dell'immigrazione è un problema di numeri, assolutamente, dobbiamo cercare di farli rimanere nei loro territori, perché abbiamo visto che anche altri sistemi di accoglienza come l'accoglienza diffusa assolutamente non rispondono alle nostre esigenze. Lo vediamo anche con i minori non accompagnati e le comunità che li ospitano e diciamo che sono un grossissimo problema perché minano l'ordine pubblico delle nostre città. Vediamo a Udine quello che succede, ma lo vediamo in tanti altri posti d'estate. Abbiamo avuto anche occasione di vedere gli episodi che sono in grado di succedere anche nelle località balneari, a Lignano, no? Per esempio. Quindi è un sistema che va assolutamente garantito
ma nei numeri di entrata nel nostro paese. L'accoglienza diffusa non è la soluzione, CPR è necessario perché altrimenti come facciamo? L'importante è riuscire ad arrivare ai numeri. Ora il governo sta lavorando su soluzioni, abbiamo visto anche la Meloni e gli accordi che sta facendo con i paesi di origine e non solo, è quella la strada, perché l'accoglienza diffusa ha già rivelato tutte le sue debolezze. Ecco, ma quando dice che non battete i pugni? Anche questo non è assolutamente vero. Ma più che altro mi concentrerei sulla distribuzione, perché se è vero che arrivano, è anche vero che non devono concentrarsi soltanto nella nostra regione. Parliamo di numeri raddoppiati, senza contare poi il discorso dell'accoglienza diffusa, su cui noi siamo fautori e riteniamo che sia la forma migliore di accoglienza, e che il problema non è nel tipo di accoglienza che si offre, ma piuttosto nei numeri che dovrebbero essere contenuti. Beh, sicuramente il numero è il problema, perché è chiaro che con i grandi numeri se hai concentrazioni che non ti permettono una gestione razionale, è chiaro che si creano disordini. Questo accade nella Casa dell'Immacolata di Udine, accade in tutti gli altri centri. Il problema è che si deve appunto razionalizzare su questo e si deve esercitare anche un'interlocuzione con il governo nazionale, ma anche con le altre regioni, per far sì che questa distribuzione avvenga non soltanto con le altre regioni, ma anche con gli altri stati, perché è chiaro che ci sta un problema di distribuzione dei migranti. Naturalmente con gli altri stati la questione è governativa, no? Comunque la nostra regione non è assolutamente supina a questo stato di cose. Intanto non mi risulta che la nostra regione sia in condizioni, sicuramente il fatto di essere posti a confine e quindi di rientrare nella rotta balcanica aggrava il problema, ma l'immigrazione è una questione che coinvolge assolutamente tutte le regioni. Però i dati ci dicono questo, io riporto i dati. Noi siamo al confine, quindi esatto, noi siamo al confine, rotta balcanica, e quindi i numeri sono importanti. Però mi pare di capire che lasciare, come diceva lei, non farli arrivare sia difficile. È difficile, ma è l'unico modo che abbiamo per riuscire a gestire questo fenomeno. Ma anche noi del Movimento 5 Stelle, però poi alla fine sarà qualcosa che bisogna fare a livello di Europa, penso. Sì, no? Sì, qualcosa certo. Bisogna esercitare e lavorare perché le persone che sfuggono da quei territori ci restino, ma creare condizioni di pace, perché in quelle condizioni è chiaro che le persone non ci vogliono stare, vogliono venire in luoghi più sicuri. E anche su quello che stanno lavorando. Quindi bisogna esercitare delle politiche conciliative, di sviluppo, anche in posti che in questo momento non consentono a queste persone di stare in regimi appunto dittatoriali, che mettono in difficoltà, li mettono sicuramente il piano di sviluppo appunto dell'Africa rientra in questo tipo di ragionamento. Certo, però è qualcosa di cui parliamo a lungo termine. È un discorso più ampio, infatti. Quindi al momento l'emergenza è questa e bisogna trovare forse il modo di gestirla con meno disagi possibile. Assolutamente. Ci diceva Roberti in un'intervista che abbiamo mandato poco fa, lì dentro, perché anche la Tomasin ieri diceva, la sindaca di Gradisca, sono di fatto delle prigioni, ma loro di fatto non sono dei detenuti, quindi c'è una contrapposizione per cui si creano dei problemi. Dall'altra parte Roberti prima diceva però questi fatti ci confermano che lì dentro ci sono dei delinquenti e che lì dentro devono stare. Ora, ma qualunque assunto si perde di fronte a quelle condizioni che secondo me vanno un po' migliorate, anzi non è possibile che ci siano appunto situazioni di degrado o comunque di sottorganico che poi rendono difficile la gestione delle persone, perché per quanto una persona possa anche delinquere o abbia comunque dei precedenti, però comunque ha diritto ad avere, ha diritto a degli spazi consoni, ha diritto a che sia comunque che siano rispettati i propri diritti, ecco. Certo. Non si può accettare che ci siano situazioni di quel tipo,
ecco. Sì, ricordiamo che dovrebbe essere temporanea la permanenza in quella struttura. Esatto, è necessaria, insomma, certo con i numeri che ci sono diventa difficile assicurare Sicurezza tanto agli agenti ma tanto anche alle persone che ci stanno, perché poi d'altra parte è una necessità, non è una scelta. È una necessità. Va bene, ci torneremo poi nei prossimi giorni. Andiamo sul territorio. Lei ci dà una notizia? Sì, beh, è stata appena diffusa la notizia che è stato approvato dalla Giunta il documento preliminare all'avvio della progettazione dell'opera di laminazione sul ponte di Gnano. E questo insomma quindi consentirà l'inizio della progettazione di quell'opera, che è una delle opere previste dal piano di gestione del rischio alluvioni per riuscire a garantire la sicurezza dalle esondazioni della Bassa Friulana. Quindi è un momento molto importante perché da oltre 60 anni la Bassa Friulana attende di essere messa in sicurezza, quindi l'inizio di questo percorso di progettazione è molto importante. Perfetto, a proposito di ambiente, alluvioni e situazioni difficili, c'è quella di Passo Montecroce Carnico, di cui si parla purtroppo da diverse settimane, no? La frana a dicembre, la strada chiusa, una valle in grandissima sofferenza. Ieri Fedriga ha incontrato il presidente della Carinzia. Andiamo a sentire cosa ci ha detto Fedriga e poi ne parliamo. Arriva, Nell'incontro bilaterale con il Presidente Kaiser abbiamo avuto un approfondimento specifico sul Passo Montecroce Carnico, abbiamo sottolineato il rispetto dei tempi. Oggi ANAS sta rispettando tutte le tempistiche, quindi la riapertura entro la fine dell'anno della viabilità. Su questo oltretutto la Regione Carinzia ci ha ringraziato. Anticipo che nei prossimi giorni Regione Friuli-Venezia Giulia metterà a disposizione, seppur non di propria competenza, ulteriori 5 milioni di euro per velocizzare al massimo le procedure e arrivare nei tempi previsti alla consegna dell'opera e la messa in sicurezza dell'opera stessa. Inoltre, attraverso un comitato tecnico bilaterale, Friuli-Venezia Giulia e Carinzia, andremo anche ad ipotizzare vie alternative che vadano ad integrare la viabilità ripristinata e quindi rendano stabile il collegamento che per quanto riguarda Friuli-Venezia Giulia è fondamentale. In queste settimane ho sentito molti, anzi direi troppi, parlare senza conoscere lo stato di fatto. Fortunatamente c'è stata l'audizione in Consiglio regionale da parte dell'ANAS. Noi da subito abbiamo messo tutto l'impegno, abbiamo dato le garanzie senza parare a sproposito, e questo penso che stia all'interno di un processo di serietà di una pubblica amministrazione. Non si può rincorrere una propaganda continua dicendo anche qualcosa di molto lontano dalla realtà sulle spalle delle nostre comunità locali. Chi vuole partire su questo fatto? Intanto sulle cose dette a sproposito? Ma io mi trovo d'accordo con il Presidente quando dice che su questo tema non bisogna fare campagna elettorale. La popolazione, i cittadini di quei territori hanno bisogno di risposte veloci e in tempi ristretti. Questo è diciamo, quello che è apparso evidente nella commissione che è stata fatta qualche giorno fa, in cui è stata rappresentata la sofferenza di un intero territorio. Parliamo di una sofferenza anche dal punto di vista economico, infatti anche in questo ci appelliamo alla Giunta affinché intervenga anche con aiuti concreti nei confronti delle attività economiche che hanno patito grandi sofferenze in questo periodo di isolamento. Si auspica il ripristino nel più breve tempo possibile. ANAS ci dice che interverranno per consolidare le pareti strutturali e quindi per mettere in sicurezza il passo attuale e con dei monitoraggi ricorrendo anche all'intelligenza artificiale proprio per rendere sicuro il passaggio di Passo Montecroce Carnico. Ovviamente si tratta di una soluzione provvisoria e non definitiva, non a lungo termine. E anche in quell'occasione, ovvero nella Commissione, ci sono stati rappresentati vari progetti che dovrebbero poi rappresentare la soluzione definitiva da percorrere. Si preferirebbe quella del terzo tornante che ricade totalmente in territori italiani. I geologi ci dicono che è sicuro e soprattutto non prevede trafori
che non sono voluti né dagli austriaci né da parte nostra, perché come Movimento 5 Stelle siamo contrari per un discorso ambientale, ma anche per un discorso di sostenibilità economica. Chiudo in maniera veloce dicendo che la soluzione deve intervenire in maniera quanto prima possibile, quindi si deve intervenire in maniera celere, ma con una chiosa finale, ovvero non bisogna aspettare che succeda un evento così drastico per intervenire. Il passo di Montecroce Carnico presentava delle criticità evidenti e si è arrivati troppo tardi per intervenire. Non dovevamo arrivare ad una frana, non dovevamo arrivare ad una chiusura di un intero territorio per intervenire e quindi pensare ad un'alternativa. Siamo in ritardo di 50 anni e questo è un dato. Abbiamo visto il grande lavoro del Presidente Fedriga e della Regione per quanto riguarda subito l'adoperarsi per ripristinare il collegamento. Ora, il Movimento 5 Stelle ci dice che non bisogna fare politica su questo tipo di temi, ma mi pare che la stia facendo. Giustamente il Presidente ci ha ricordato come su questo tipo di scelte sia importante appunto non è che diventiamo tutti ingegneri, no? E siamo in grado di dare dei pareri tecnici su questo tipo di situazioni, per cui affidarsi naturalmente a chi ha questo tipo di competenze è fondamentale e poi condividerle con il territorio, altrettanto fondamentale, ma è tutto un lavoro che è stato prontamente messo in atto e che viene portato avanti. Siamo d'accordo che non bisognerebbe arrivare certamente a questo tipo di situazioni. Se noi guardiamo però il nostro territorio, ma che non è solamente in quella zona e non soltanto nella nostra regione, diciamo che abbiamo un'emergenza che è ambientale, che è di prevenire il dissesto idrogeologico, di tutta una serie di situazioni che sono emergenza, ma in tanti luoghi abbiamo visto. Colgo anche l'occasione per ringraziare il Presidente sia per quello che sta facendo in questo frangente, sia per adesso la notizia che abbiamo dato poco fa di questo inizio appunto di progettazione che prenderà il via per la messa in sicurezza del tagliamento. Devo dire anche lì, cioè sono 60 anni che si attende, questo non bisogna arrivarci, no. Bisogna farlo presto, ma non credo che questo possa essere addebitato all'attuale amministrazione. Non è un conto perché la mia era un'affermazione così abbastanza un po' priva di polemica, perché purtroppo bisogna che si arrivi ad un evento tra virgolette anche nefasto per poi intervenire in maniera drastica. Probabilmente se si pensava all'alternativa, se si procedeva già con l'alternativa anni fa, una frana non avrebbe chiuso un territorio. Vabbè, l'importante è che adesso la situazione si dovrebbe risolvere in breve tempo. Sì. Ecco. Entro la fine dell'anno, se rispettano i tempi. Queste sono le tempistiche perché ci sono state prospettate da ANAS. Non è brevissimo in realtà, perché poi c'è una valle isolata, esatto. Non è proprio breve. Sì, parliamo di una comunità montana che già soffre di spopolamento, di carenza di servizi che vanno ad acuirsi con eventi di questo tipo. Va bene, ci auguriamo che siano più rapidi possibile davvero per tutta la Valle del But, che assolutamente salutiamo, a cui diamo tutta la nostra solidarietà. Altro tema di questa settimana, vi voglio portare abbastanza delicato, possiamo dire così, che è il discorso del fine vita. Con in qualche modo l'opposizione che vi accusa di non aver voluto di fatto decidere o di aver detto in qualche modo no a quella che era la petizione presentata dall'associazione Coscioni, eccetera. Allora io ringrazio di questo chiarimento che ci è offerto, perché quello che ci dice l'opposizione è assolutamente strumentale, ma anche diciamo abbastanza lesivo dal punto di vista anche personale, perché dare l'impressione, dichiarare che un consiglio regionale, una maggioranza in consiglio regionale non abbia voluto affrontare un tema di questa delicatezza e di questa importanza per motivazioni, non lo so, diverse da quelle che si possono immaginare, insomma non ha senso.
Quello che abbiamo detto in Regione in questa occasione, così come in precedenza che avevamo avuto modo anche di affrontare un'altra mozione sul tema, è che dopo aver approfondito il tema, perché abbiamo avuto diverse commissioni, audizioni, pareri, sappiamo che la Regione non è competente a normare questo tipo di diritto, né come diritto in sé, né come procedure che vogliono delimitare e determinare come attuare questo diritto. Sì. Per cui è una questione di livello nazionale, perché si tratta di diritti fondamentali, non ammettono una diversa regolamentazione fra regioni, e questo è il dato principale. Inoltre abbiamo anche avuto modo di approfondire, di capire che c'è la sentenza della Corte Costituzionale che sostanzialmente costituisce una norma, ci dice a quali condizioni, quando un soggetto può, al diritto di, ricorrere al suicidio assistito. Per cui la norma c'è e va sicuramente attuata. Volerlo far fare alle regioni costituirebbe come dire, è una cosa che la Regione non può fare, non è competente a fare, pur essendo assolutamente vicina alle persone che soffrono e riconoscendo ovviamente questa che è, nei termini che abbiamo detto, una possibilità ammessa dal nostro ordinamento, però in questi termini. Perché si trattava di andare tra l'altro a stabilire il lasso temporale per cui uno potesse poi richiedere questo tipo, cioè si entrava un pochino nel tecnico, no? Esatto, prevedeva soltanto stabilire questo tipo di procedure in un diritto che è così delimitato con precisione da questa sentenza, voleva dire entrare nella sostanza del diritto. Sì. E quindi se normare diversamente in questa regione, in possibilità diversamente dalle altre regioni, quello che resta un diritto, per cui minare comunque questo principio di uguaglianza dei cittadini nel ricorrere a questo strumento che deve essere uguale per tutti. Per voi invece andava fatta? Allora, ovviamente non mi trovo d'accordo, ritengo che la Regione abbia rinunciato proprio alla possibilità di regolare questo aspetto. Parliamo di persone che versano in condizioni di grande sofferenza fisica, di sofferenza irreversibile, quindi senza speranza, e a nostro avviso ci siamo battuti ad ogni livello istituzionale affinché queste persone potessero ricorrere al suicidio medicalmente assistito, circondati dall'affetto dei propri cari e supportati dal servizio sanitario regionale. Non mi trovo d'accordo perché è smentito dalla stessa sentenza. La sentenza numero 249 del 2019 che ha citato anche la collega, nota come la sentenza Cappato, depenalizza alcuni casi di suicidio medicalmente assistito. Quindi io voglio partire da un concetto, anche per chi ci segue da casa, che magari non ha contezza di tutte quelle che sono le procedure in atto. Il suicidio medicalmente assistito è legale in Italia ed è stato proprio introdotto dalla sentenza Cappato. Superato questo, la proposta di legge popolare, il disegno di legge su cui siamo stati chiamati ad esprimerci, non vuole disciplinare l'eutanasia perché non ne ha la competenza la Regione, ma vuole disciplinare proprio la procedura, indicare tempi certi, un procedimento e quindi sollevare le aziende sanitarie da procedure assurde. Riteniamo che la competenza ci sia e ce lo dice anche la modalità stessa attraverso cui si presenta una proposta di legge popolare. Per poterla depositare bisogna rispettare due requisiti. Il primo, che è quello che sia di competenza della Regione e che sia rispettoso dei principi, delle norme previste da quella Regione. Quindi anche nel deposito stesso c'è la competenza della Regione ad esprimersi. Poi peraltro parliamo di una Regione a statuto speciale, per cui per noi la Regione doveva farlo. Riteniamo... E non lo ha fatto perché?
perché ha rinunciato al diritto proprio di disciplinare questo aspetto. Per noi non è una legge che va a disciplinare la morte, ma è una legge che va a disciplinare il diritto all'autodeterminazione, ovvero il diritto a decidere liberamente del proprio corpo, il diritto a decidere della propria vita. E come Movimento 5 Stelle continueremo sempre a difendere questo diritto e spingiamo al che si intervenga per colmare questo vuoto normativo che per noi è inaccettabile. Non tutti hanno la possibilità di andare in Svizzera, non tutti hanno le risorse economiche anche per affrontare tutti i percorsi dolorosi che presuppone appunto questo circuito. Voleva replicare o Nessuno dice che per esercitare questo diritto si debba andare in Svizzera, come è stato ricordato c'è la sentenza della Corte Costituzionale che dà i precisi parametri di quando si può ricorrere a questo strumento, che non è assolutamente uno strumento generale, no, perché è chiaro che dobbiamo tutelare la vita e per quanto riguarda il ricorso al suicidio assistito è diciamo tutelato in determinate situazioni. Normare dal punto di vista procedurale questo tipo di diritto così delimitato ha il sapore di entrare nel merito della sostanza. Intanto diventa una questione difficilissima perché, come è stato fatto notare nella discussione, dire entro 5 giorni, stiamo parlando di situazioni così delicate che anche dare dei termini che poi risulterebbero nella per possibilità sono vitali, ecco, importantissimi. Sono certamente perché importantissimi. Significa protrarre la sofferenza, divisi o diversi un percorso. fra le diverse regioni entrerebbe nella regolamentazione. Ma siete fautori dell'autonomia che, differenziata e poi non volete le differenze da questo punto di vista? Allora però dobbiamo stare attenti a non mescolare le cose, a non creare confusione. Naturalmente la nostra autonomia differenziata viene esercitata e deve essere esercitata e difesa per quelle che sono le materie che sono di nostra competenza. Questa materia di diritti fondamentali e così delicati è naturalmente di competenza nazionale. Ma infatti non parliamo della stessa cosa, perché la legge non parla del diritto al suicidio assistito, la norma parla di regolamentare la procedura per come accedere al suicidio medicalmente assistito. È una procedura che entra nella sostanza. Allora, l'articolo 117 della Costituzione, che parla di concorrenza tra Stato e Regioni, parla appunto di delle materie su cui ci deve essere una necessaria collaborazione tra lo Stato e le Regioni. Tra questi ricade ovviamente la sanità e appare evidente che se da una parte c'è il governo che deve legiferare, dall'altro c'è la Regione che deve regolamentare e quindi rendere attuabili quelle leggi. Sì, ma qui è un diritto che riguarda sicuramente l'ambito sanitario, ma non solo, qui si parla sempre di diritti fondamentali personalissimi, che devono avere una regolamentazione anche procedurale conforme in tutto il livello nazionale. Sicuramente il tema è delicato e se anche il governo ancora non ci ha messo mano, i vari governi, non uno o l'altro, non ci hanno ancora messo mano in maniera... C'è stata un'inerzia oggettiva, ecco, perché anche la Corte Costituzionale ha spinto e ha sollecitato più volte il Parlamento affinché intervenisse per dar seguito a quella previsione. Evidentemente c'è un lassismo e bisogna comunque sbloccare questa situazione. C'è stato uno spiraglio da parte del Veneto dove non è stata votata per, mi sa, un solo voto, dove si è astenuto, mi sa, soltanto un consigliere regionale. Quindi questo ci dà proprio l'idea della spinta che c'è verso una soluzione e a volerlo era anche una regione di una forza politica alla maggioranza di questo governo. Quindi noi che siamo una regione a statuto speciale avevamo, secondo me, le prerogative per poter intervenire e dovevamo farlo. Ma io non accetto questo tipo di, come dire, fra virgolette, accusa, perché credo che non si dovrebbe utilizzare questo argomento che è così delicato e così importante per una sorta di propaganda, quando si è capito bene la questione di fondo.
Cambio argomento così resto nella par condicio, sapete che da oggi c'è anche la par condicio, quindi devo farvi parlare così a minuti uguali. Due temi, poi chiudiamo e vi lascio andare. Il primo è che continua a esplodere in queste settimane è il caso Cisint, quindi la festa di fine Ramadan che viene fatta in posti secondo la sindaca di Monfalcone non idonei, e quindi dice ieri che queste feste sono state in qualche modo arroganti, sono state in qualche modo non rispettose della legalità. Ora, chiaramente tutto questo è molto strumentalizzabile da entrambe le parti, quindi vi chiedo proprio una riflessione sull'integrazione e su questo caso. Monfalcone è un caso molto diverso, no? Molto particolare, quindi è chiaro che ci sono delle situazioni particolari, ma che riflessioni si possono fare su questa situazione? Bisogna spingere verso l'integrazione reale, non acuire le distanze e i conflitti tra le persone lì presenti, perché la sindaca Cisint, di cui ho avuto in più occasioni modo di anche stigmatizzare alcuni dei suoi interventi su cui non entro nel merito, come la chiusura dei centri di preghiera o ancora il fatto che le donne islamiche dovessero fare il bagno con o senza il burkini, ritengo che lei abbia in qualche modo anche acuito le distanze rispetto a questa comunità, così come in ogni comunità ci sia sicuramente la persona magari degna di nota dal punto di vista anche della perseguibilità penale, però ci sono anche persone che lavorano, che contribuiscono alla nostra economia, contribuiscono alla costruzione del nostro territorio, e i suoi provvedimenti, i suoi atteggiamenti fanno sì che anche quelle persone che lavorano e contribuiscono alla crescita della nostra regione siano, tra virgolette, guardate anche con sospetto. Per noi l'integrazione reale non passa attraverso questi percorsi, ma soprattutto la libertà di preghiera non può essere, è un diritto costituzionalmente garantito e non può essere leso. Deve essere lei, in quanto amministratrice, individuare i luoghi dove queste persone possano ritrovarsi ed esercitare quella che è un loro diritto. Ma il sindaco Cisint ha agito in Monfalcone, che è una città insomma, particolare, nel senso che insomma, la percentuale di immigrati è molto elevata, per tutelare la legalità. Infatti lei non ha vietato di praticare culti, ha vietato di praticarli dove non è ammesso dalla legge, ovvero dalla regolamentazione edilizia. Non si è neanche però ritrovata ai tavoli per stabilire il numero che quei luoghi debbano rispettare. Si è rifiutata. Mi risulta che ci siano state delle questioni di natura edilizia che peraltro erano già state predisposte dall'amministrazione di centrosinistra che aveva preceduto la sindaca. Comunque ha consentito, agito per far rispettare le norme di legge. Ora è chiaro che il diritto a praticare insomma, la propria religione è un diritto che va salvaguardato, però nei limiti, naturalmente anche di buon senso, oltre che nei limiti giuridici che ci sono consentiti. E la questione del Ramadan, diciamo così, al di là di Monfalcone, ci ha coinvolti un pochino tutti, perché Ramadan lì coinvolge le persone di religione musulmana che insomma sono abbastanza numerose anche in tutto il resto della regione. Ora è chiaro che noi, la nostra tradizione è una tradizione cattolica, e quindi non possiamo paragonare la festa di fine Ramadan al Natale o alla Pasqua, naturalmente. Peraltro le confessioni religiose, diciamo, devono stilare delle convenzioni con lo Stato per avere tutte le tutele, e non risulta che i musulmani ce l'abbiano con lo Stato italiano. In ogni caso la nostra è una tradizione cattolica che va anche difesa, e quindi insomma io credo che
tutti abbiano il diritto di professare la propria religione naturalmente, ma non di imporre proprie festività religiose nelle scuole, nelle nostre istituzioni. Ecco. Penso che dobbiamo anche difendere quello che abbiamo. Chiudo con, i punti di vista sono abbastanza chiari, chiudo con le europee per chiedervi che cosa vi aspettate e quanto di tutto ciò su cui abbiamo ragionato ora è già campagna elettorale. Chi vuole partire? Beh, tanti degli argomenti che abbiamo toccato saranno sicuramente toccati perché sono di importanza, no, a livello europeo, forse ecco, in maniera da essere regolamentati anche con delle conseguenze dirette nel nostro Stato. Io spero che l'Europa cambi dopo queste elezioni, ecco, e il suo aspetto divenga più umano per quanto riguarda, è giusto per quanto riguarda determinati diritti. Abbiamo visto recentemente anche gli agricoltori andare a manifestare, insomma l'applicazione di normative, più giusto, più protettivo per quanto riguarda per esempio la questione dell'immigrazione nei confronti dei paesi che se ne stanno ai confini, e con uno sguardo importante naturalmente rivolto alla questione della condivisione fra tutti i territori, ovvero evitare guerre, assicurare la pace e anche insomma, aumentare il potere politico di questa Europa che va a confrontarsi con gli altri soggetti mondiali e che deve essere unita e forte. Rosaria? Allora, abbiamo appena concluso le nostre operazioni attraverso cui abbiamo stilato il programma condiviso del Movimento 5 Stelle da presentare alle europee e abbiamo posto al centro, tra virgolette, del nostro programma tre in particolare temi che ci sono particolarmente a cuore, ovvero la pace, l'intelligenza artificiale e l'agricoltura. Riteniamo che si debba spingere e l'Europa che ci immaginiamo, l'Europa che vogliamo, anche dopo queste elezioni tenda verso questi obiettivi. Perfetto, vi ringrazio. Abbiamo rispettato i minutaggi? Sì, più o meno ci siamo. Ha parlato di più. Vuole un altro minuto, no, Maddalena? Grazie. Vabbè, anche perché devo rispettare il tempo per cui lasciarvi andare. Allora, grazie a Maddalena Spagnolo, grazie a voi. E grazie mille anche a Rosaria Capozzi. Grazie è stato un piacere confrontarci con voi. Buona campagna elettorale.